Buongiorno, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti. Iniziamo la lezione di oggi con un bel sorriso. Sorridiamo. Un bel sorriso sul nostro viso, soprattutto un bel sorriso dentro il nostro cuore. Un sorriso che ci faccia sentire bene, che faccia diventare tutto leggero. E adesso una bella respirazione. Abbassiamo le braccia, inspirando le portiamo verso l'alto e espirando le abbassiamo lentamente fuori completamente il respiro. E ancora su con l'ispirazione facciamo scendere bene il respiro fino in fondo. E ancora una profonda, lunga, tranquilla espirazione. Bene, distendiamo. Adesso cominciamo a sciogliere un po' le nostre vertebre cervicali. Inspiro, dentro respiro, fuori il respiro, fletto la testa in avanti. Dentro il respiro porto la testa al centro, fuori il respiro estendo indietro la testa, sento che si distende bene tutta la gola. Torno con l'inspirazione, espiro, adesso sento che si distendono tutte le cervicali e si chiude la gola. Ancora, inspiro, espiro e ritorno con l'inspirazione. Adesso disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, la flettiamo in avanti e lentamente la muoviamo verso una spalla, poi indietro, poi verso l'altra spalla, con un movimento leggero. Nell'altra direzione. Muoviamo la nostra testa con attenzione, come se fosse una piccola nuvola dorata. La riportiamo al centro, adesso la incliniamo verso una spalla, distendiamo il braccio dall'altra parte in modo da sentire bene tutto l'allungamento su questo lato del collo. Teniamo un attimo la posizione. Poi riporto la testa al centro, la giro, la fletto verso l'altra spalla e allungo il braccio opposto. Lasciamola cadere bene la testa, spingiamo un po' verso il basso il braccio, poi ritorna. Bene. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo spingiamo bene verso l'alto come se volessimo toccare il soffitto. Poi ci incliniamo un po' dal lato opposto, spingiamo il braccio lontano, lo lasciamo ricadere come se fosse un'ala che si ripiega e poi con un movimento leggero disegniamo un cerchio nell'aria, ampio, e riportiamo la mano sul ginocchio. Adesso l'altro braccio, su, allungo, tocco il soffitto, mi inclino nella direzione opposta, spingo il braccio lontano, la mano spinge lontano dalla spalla, il braccio teso. Lo lascio ricadere e poi su con leggerezza. Disegno un bel cerchio nell'aria, mi raddrizzo, riporto la mano sul ginocchio. Lo facciamo ancora una volta. Sul braccio, allungo, tendo, mi inclino, spingo il braccio lontano, lo lascio ricadere leggero e leggero. Vi faccio disegnare un cerchio nell'aria, accarezziamo l'aria con i nostri movimenti, con il nostro braccio, con la nostra mano. E riporto la mano sul ginocchio e l'altro braccio su, allungo, inclino, tendo il braccio lontano,
si abbandona leggero e su, un bel cerchio. E rilassiamo, distendiamo. Teniamo le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto, dentro il respiro. Fuori il respiro, sollevo un po' il ginocchio, porto le mani sul ginocchio, fletto, porto la testa verso il ginocchio, le spalle sempre lontano dalle orecchie. Inspiro su, riporto il ginocchio a terra, su, espiro, richiamo le braccia in avanti e le abbandono. Ancora, inspiro su, mi allungo bene verso l'alto, espiro su l'altro ginocchio, chiudo, fronte al ginocchio, fuori il respiro, giù bene le spalle, inspiro su, allungo ancora, espiro, abbandono le braccia. Lo facciamo ancora una volta, inspiro, su, allungo, espiro, su, inspiro, dentro l'aria, allungo, espiro, abbandono le braccia. Inspiro, su l'altro ginocchio, espiro, fronte al ginocchio, giù le spalle, inspiro, espiro, abbandono le braccia, rilasso, teniamo sempre le spalle bene aperte, tutta la schiena rilassata. Portiamo le mani alle spalle, teniamo bene i gomiti in fuori, larghi, inspiro dentro l'aria, espiro, ruoto il tronco, tengo l'apertura delle braccia, non chiudiamo i gomiti, inspiro al centro, espiro, torsione sull'altro lato. Torno con l'inspirazione, espiro fuori il respiro, ritorno, inspiro dentro l'aria, fuori l'aria e ritorno. Allunghiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo bene in avanti le braccia e anche le spalle. E poi rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le mani al cuore, le palme delle mani unite, inspiro, espirando apro le braccia, porto i palmi delle mani verso l'alto e contemporaneamente allargo le ginocchia. Ritorno, inspiro, apro, espiro, chiudo. Ancora, inspiro, espiro. Facciamolo ancora una volta, dentro l'aria. Teniamo un attimo questa posizione, spalle lontane dalle orecchie, rilassate anche le braccia, cerchiamo di non irrigidire. Espiro e rilasso. Incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Bene, ci fermiamo. Adesso facciamo questo. Abbandoniamo le braccia, incurviamo un po' le spalle, flettiamo la testa, fuori completamente il respiro. Poi mi raddrizzo, indietro le spalle, un po' indietro le braccia, inarco un po' la schiena, dentro il respiro. Espiro sulle braccia. Inspiro, cerco di ruotare quanto possibile le braccia. Espiro. Inspiro, sulle braccia verso l'alto, palmi delle mani a contatto. Espiro, faccio scendere le braccia,
torno ancora con le spalle incurvate, la testa abbandonata, le spalle un po' indietro, fuori completamente il respiro. Poi inspiro, apro, indietro le spalle, indietro le braccia, palmi delle mani in avanti, espiro. Inspiro, ruoto dentro il respiro, fuori il respiro. Inspiro su, espiro. E fermiamoci un attimo, così abbandoniamo la testa, abbandoniamo le braccia, incurviamo un po' le spalle. Poi ci risolleviamo. Adesso solleviamo un ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, giù le spalle, dentro il respiro, inspiro, espiro, porto il ginocchio all'esterno. Ritorno, rilasso. L'altro ginocchio lo sollevo, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, rilasso. Ancora, mani intrecciate sul ginocchio, su, inspiro, espiro, allargo un po' il ginocchio e ritorno. E l'altro ginocchio. Su, inspiro, espiro e ritorno. Rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo ancora inspirando le braccia verso l'alto. Espiro, ruoto, aprendo le braccia. Torno inspirando dentro il respiro, espiro, mi fletto in avanti, mi lascio andare completamente, lascio andare le braccia, il tronco, la testa. Poi su, inspirando, inspiro, espiro, ruoto sull'altro lato, torsione, apro le braccia, torno con l'inspirazione, espirando, mi fletto in avanti, mi lascio andare completamente. Lo facciamo ancora una volta. Inspiro, espiro, ruoto, aprendo le braccia, inspiro, ritorno, espiro, mi abbandono, mi lascio andare, mi risollevo sulle braccia con l'inspirazione, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno e giù, mi lascio andare fuori completamente il respiro. Mi abbandono, rimango così per un attimo, poi mi risollevo, rilassiamo. Adesso pieghiamo un po' le braccia un po' piegate, apriamo bene le dita delle mani come se fossero degli artigli, le mani sono belle forti. Disegniamo dei cerchi nell'aria, cercando di muovere bene anche le spalle. Tonifichiamo tutti i muscoli delle spalle e i muscoli della parte alta della schiena, nell'altra direzione. E rilassiamo. Teniamo le spalle bene aperte, cerchiamo di distendere completamente, cerchiamo di percepire tutte le sensazioni nel collo, nelle spalle e nelle braccia. Bene, adesso dobbiamo immaginare di avere 2 triangoli nel nostro tronco, nel nostro torace. Il triangolo inferiore ha la base nel bacino, questa è la base, e la punta al centro del petto. Il triangolo superiore ha la base nelle spalle
e la punta sempre al centro del petto. I due vertici, le due punte dei triangoli si incontrano al centro del petto, un triangolo sopra, un triangolo sotto. E con l'inspirazione, quando portiamo dentro il respiro, dobbiamo immaginare di riempire tutto il triangolo inferiore, quello che c'è nel bacino. Con l'espirazione, quando esce il respiro, riempiamo il triangolo superiore. Facciamo tutto con leggerezza. Trasformiamo il respiro in luce. Vediamo questa luce che con l'inspirazione riempie lentamente tutto il triangolo inferiore e con l'espirazione riempie tutto il triangolo superiore. Vediamo la luce che entra nel triangolo inferiore con ogni ispirazione, la luce che entra nel triangolo superiore con ogni espirazione. Cerchiamo di creare un'immagine chiara, nitida, di questi due triangoli luminosi. Bene, adesso abbandoniamo questa pratica, rilassiamo. Ancora un bel sorriso sul nostro viso e un bel sorriso dentro il nostro cuore. E cerchiamo di mantenerlo questo sorriso. Indipendentemente dalle circostanze esterne, teniamo questo sorriso nel cuore. Grazie, buona giornata a tutti.